Torna la polizia provinciale sulle spiagge di Jesolo. Dopo il successo degli scorsi anni, da metà giugno fino a fine stagione, gli agenti della Zaccariotto pattuglieranno il litorale jesolano in cerca di venditori ambulanti e immigrati, possibilmente ogni furfante in circolazione. Le 108 pattuglie collaboreranno con la polizia locale e il corpo forestale. Saranno in azione sia di giorno che di notte. Un parco giochi interamente costruito a mano nel cuore del Montello. A Nervesa della Battaglia, l'osteria ai Pioppi è divenuta famosa grazie a Bruno, il proprietario, che da 40 anni costruisce altalene, scivoli e montagne russe, in perfetta armonia con la natura. Il parco ormai è diventato un'attrazione turistica per grandi e piccini, insieme al suo ristorante che offre carne alla griglia, soppressa e polenta e la specialità della casa, il formaggio cotto. Chi va piano va sano e va lontano. Non sarà sicuramente d'accordo l'automobilista di Lendinara aggredito a Padova con lo spray al peperoncino. Il conducente dell'auto dietro di lui si è infuriato per l'andatura troppo lenta e allora prima l'avvertimento con il clacson, poi qualche gestaccio e infine lo spray sugli occhi. La vittima, che si trovava in macchina con moglie e figli, ha denunciato il fatto alle forze dell'ordine.